Presentato oggi la nuova edizione di Sicilia in Bolle organizzata dall'Associazione Sommelier Agrigentina, un programma rinnovato nel suo svolgimento e sempre particolarmente significativo per il settore viticolo, che si svolgerà in due momenti, il prossimo sabato 10 ottobre e domenica 11, presso la sala del ristorante Madison, con la splendida cornice della Scala dei Turchi. È un bell'evento, è stato comunque difficile organizzarlo in un periodo sicuramente complesso, come sappiamo, diciamo, caratterizzato da questo virus, il Covid, che ci ha un attimo destabilizzato. Non ci saranno i banchi di assaggio, purtroppo, perché l'ultimo decreto di mercoledì di Musumeci ci ha un attimo di nuovo rimescolato le carte, però è un programma ricco. Abbiamo 4 masterclass, 2 il sabato e 2 la domenica, finalmente la prima edizione del concorso Miglior Sommelier di Sicilia, con semifinale e finale a porte aperte la domenica mattina, in cui sarà possibile partecipare e soprattutto essere il pubblico spettatore, quindi sarebbe anche bello esserci. E poi una cena di gala importante dove verranno consegnati la seconda edizione del premio Alberto Gino Grillo e la premiazione al finale, diciamo alla finale del Sommelier di Sicilia. Sicuramente un'edizione un po' diversa, dove non c'è un contatto con le cantine, perché non c'è stata possibilità di fare i banchi d'assaggio, ma che abbiamo comunque tentato di mantenere tramite la social room itinerante. Sui nostri siti, sul nostro sito e sui nostri canali trovate infatti le prime interviste che sono già in onda e che abbiamo fatto noi alle cantine. Siamo andati noi infatti da loro a trovarli e abbiamo reso possibile diciamo il contatto con loro, promuovendo quello che è il territorio, il loro vino e il produttore. Sì, io ho iniziato a parlare durante la conferenza stampa sottolineando la mia emozione per questa giornata, intanto della conferenza stampa e per le 2 giornate della prossima settimana dove si svolgerà Sicilia in Bolle. Non pensavamo in maniera assoluta di poter, in certi momenti, di poter rifare Sicilia in Bolle quest'anno. In determinati momenti ci eravamo forse lasciati prendere un po' di entusiasmo, pensavamo di poter fare tutta la manifestazione quasi per come era stata ideata e pensata e realizzata gli anni precedenti. In virtù invece degli ultimi decreti e delle norme vigenti abbiamo dovuto rimodulare il programma e abbiamo innanzitutto abolito quella che poteva essere causa di assembramento, che era la serata finale, dove ci sarebbero stati i banchi d'assaggio con la presenza di centinaia di persone. Quella la dobbiamo eliminare ovviamente e giustamente. Però ci siamo soffermati, abbiamo potenziato le varie masterclass, ne faremo 4, una sul Trento Doc con Roberto Anesi, una con il consorzio della Alta Langa, questa è una novità assoluta, con la presenza del presidente del consorzio Giulio Bava e la degustazione che sarà condotta dal nostro presidente regionale Camillo Privitera. Faremo una masterclass dedicata è un seminario di apertura sugli sfumanti metodo Martinotti siciliani, lo faremo insieme agli enologi Giacomo Anzaldi e Tonino Guzzo e anche lì si degusteranno degli sfumanti, in questo caso siciliani, e la degustazione la faremo noi di sommelier di AS Sicilia. Poi per concludere apriamo un po' gli orizzonti delle nostre masterclass, delle degustazioni, facendo un salto all'estero. Faremo una masterclass sugli spumanti del mondo. Avremo la presenza di Cristiano Gini, presidente di AS Toscana e responsabile nazionale dei vari concorsi che AS organizza in Italia. Una novità molto importante, oltre a quella della presenza di Altananca, è quella del concorso al miglior sommelier di Sicilia, che si svolgerà ad Agrigento e in questo caso proprio durante Sicilia in Bolle. È un evento storico per AS Sicilia, è un evento storico per la nostra delegazione, è una kermesse dove vedrà alcuni sommelier siciliani mostrare le proprie abilità sulle degustazioni alla cieca, addirittura si chiederà loro di indovinare i vitigni, il metodo di affinamento, diciamo prove di assoluta maestria che, credetemi, io i ragazzi li ho conosciuti, sono veramente molto bravi. Questo è in sintesi, diciamo, il programma che abbiamo realizzato e speriamo che sia di gradimento alle persone che, mi auguro,
possano essere numerosi nel numero giusto in virtù delle normative vigenti e di ciò che possiamo come capienza ottenere.